Cielo velato, temperatura quasi primaverile a Crotone, terreno in discrete condizioni e 4.000 spettatori per assistere ad una sfida che è quasi un testacoda, con i calabresi chiamati ad invertire la marcia per lasciare la zona play-out e con il Siena che punta a consolidare il suo secondo posto e soprattutto a prolungare la tradizione positiva che ha su questo terreno dove non ha mai perso. Squadre già schierate, queste le formazioni: il Crotone in campo con Belez tra i pali, Crescenzi, Vinetò, Abruzzese migliore in difesa, Galardo ed Eramo nella cerniera di protezione, quindi De Giorgio, Khalil e Cutolo trequartisti offensivi a sostegno di Ginestra che sarà l'unico attaccante di ruolo. Risponde il Siena di Antonio Conte con il suo 4-2-4 alla brasiliana che prevede Coppola tra i pali, Vitiello, Rossettini, Ficagna e Del Grosso nel blocco difensivo, Vergassola e Bolzoni sulla tre quarti, in attacco Reginaldo, Brienza, Larrondo e Calaiò. Mastro Nunzio appena recuperato inizierà dalla panchina. 14ª direzione B per l'arbitro guida della sezione di Torre Annunziata e c'è il tiro ed il gol di Brienza nella prima azione della partita. Siena in vantaggio dopo 20 secondi, Siena 1 Crotone 0. Studio e a Crotone, grazie Corsina. A Crotone siamo arrivati al 6° minuto del primo tempo. Ricordiamo la situazione: Siena subito in vantaggio, gol di Brienza dopo appena 20 secondi, probabilmente una delle reti più veloci del campionato cadetto. Adesso le squadre, ricordiamo, sono in campo da 6 minuti, maglia rosso-blu a strisce verticali per il Crotone, casacca bianconera per il Siena che manovra da sinistra verso destra rispetto alla nostra postazione che qui allo stadio Ezio Scida si trova nel settore dei distinti. Pronti via, dicevamo, e Siena subito in vantaggio con una conclusione mortifera dal limite di Franco Brienza, tiro di grandissima precisione, e squadra toscana subito in vantaggio e squadra ospite sul punto di raddoppiare un minuto dopo, quando sempre dal limite c'è stata una conclusione di Calaiò con palla che è stata respinta dalla traversa. Crotone gelato dalla partenza bruciante della formazione toscana che continua a comandare il gioco, anche se la squadra calabrese adesso propone un'azione offensiva con Cutolo. Siamo sul settore di destra, palla scodellata nell'area di rigore del Siena, fanno buona guardia i difensori, poi il pallone è finito dalle parti del portiere della formazione toscana Coppola che lo ha recuperato ed ha messo in movimento Del Grosso. 6 primi 50 secondi, ricordiamo, partenza alla grande del Siena in vantaggio per 1-0 con il gol di Brienza dopo 20 secondi. La linea può andare a Vicenza. Del Grosseto, Antonio attenzione Narciso. Il raddoppio del Siena con il gol di Reginaldo al 27° minuto. Crotone 0 Siena 2 a te la linea. Stiamo per entrare nel 29° minuto, dunque la situazione è ancora cambiata. Il Siena al 26°, come abbiamo detto in diretta sul campo del collega Brughini, ha raddoppiato con il gol di Reginaldo, uno dei migliori in campo, realizzato a conclusione di una perfetta azione in linea. Reginaldo in posizione piuttosto decentrata ha incrociato il portiere avversario con un rasoterra molto preciso, la palla si è insaccata all'altezza del palo più lungo senza lasciare scampo all'estremo difensore della formazione calabrese. Dunque tutto si complica per il Crotone. Prima di subire il raddoppio la squadra di Menichini aveva dato qualche segnale di vitalità. Khalil si era fatto vedere con qualche affondo dei suoi ed anche il nuovo entrato Diuric aveva cercato di mettere in difficoltà la retroguardia avversaria, ma complessivamente si capiva che la gara era nelle mani ancora del Siena, che ha poi raddoppiato con il gol da manuale realizzato da Reginaldo. Dunque dopo la rete d'apertura in apertura di Brienza, il raddoppio di Reginaldo che mette una seria ipoteca sulla partita. Continua ad attaccare il Siena, il controllo dello stesso Reginaldo dopo un passaggio di Del Grosso. Abbiamo appena superato il 29°, entriamo nella mezz'ora di gioco. Adesso naturalmente gioca sul velluto forte del doppio vantaggio, manovra in scioltezza la squadra di Antonio Conte che adesso cerca la percussione sul settore di destra, il lancio verso Larrondo che era in posizione irregolare. Pallone consegnato alla difesa del Crotone che è sotto di 2 gol, Siena 2 Crotone 0 e la mezz'ora Bergamo. Area contatto con Attenzione, il gol del Crotone realizzato da De Giorgio esattamente al 38° minuto. Siena 2 Crotone 1 De Giorgio a terra linea. 42 primi, ricordiamo la nuova situazione, il Siena in vantaggio ma il Crotone ha accorciato le distanze con De Giorgio, rete arrivata al 37° minuto con un preciso rasoterra dal limite dell'area di rigore, un gol che
che se non altro riesce a dare un senso a questo finale di partita nel quale il Siena continua ad attaccare ed a sciupare. Era il 39esimo minuto quando Caputo è entrato in campo pochi minuti prima al posto di Brienza su assist di Sesto, ha incredibilmente sbagliato a pochi metri dalla linea di porta mandando il pallone al lato. Attacca adesso ancora la formazione toscana in vantaggio per 2-1, è il 43esimo minuto, c'è Larrondo che cerca spazio per il cross, non lo trova. 2-1 per il Siena, 43 primi, Bergamo. Siamo arrivati al 47esimo minuto, si giocherà fino al 49esimo, il Siena in vantaggio per 2-1, ma il Crotone sta spendendo tutto in questo finale. Una conclusione pericolosa e poi la parata del portiere sulla respinta, il nuovo tentativo di conclusione da parte di De Giorgio, ribattuto da uno dei difensori del Siena. Siena che incredibilmente dopo aver sciupato tanto sta rischiando parecchio. Attenzione Raffa! D'accordo, dicevo, dopo aver sciupato tanto, Siena costretto a soffrire in questo finale che vede tutto il Crotone in zona d'attacco. Siena che al 44esimo minuto con Larrondo ha banalmente fallito ancora una volta l'occasione per il terzo gol che avrebbe potuto chiudere il match. 48 primi, si giocherà fino al 49esimo. Ricordiamo la situazione, il Siena conduce per 2-1. Attenzione Raffa, calcio di rigore per Crotone, siamo davvero alle ultime battute. Il Siena, dopo aver rischiato tanto, adesso cerca di chiudere il match in attacco, conduce per 2-1, va a battere un calcio d'angolo adesso con Marrone, l'intervento di uno dei difensori del Crotone, pallone finito fuori dal terreno di gioco. Vediamo che il direttore di gara sta per portarsi il fischietto alla bocca per decretare la fine dell'incontro che arriva in questo istante. Allora, il finale dello stadio Ezio Scida, il Siena ha battuto il Crotone per 2-1, reti di Brienza e di Reginaldo per la formazione calabrese. De Giorgio aveva riaperto le speranze nel finale. Corsini.